Io ho anche la guida, stiamo spedito. Però no, ci ho vinto eravamo con una specie di festa. Sempre fatto poi fanno una ripeta. Lo ripetuto fanno era sempre compatto. Dopodiché non faccio giraggi che fanno certo che scuffia, qui andiamo a destra, è veramente una scuffia. Io quando ero bambina non è facile, ci si perde, vi dicevo prima. Se voi guardate a destra vedete quel ramo del lago Lecco, esce l'unico dei 37 fiumi che fanno il nostro lago che ne sia immissario ed emissario l'Adda, e qua si vedono anche bene le montagne che abbracciano tutto attorno Lecco, è completamente circondata dalle montagne. Il primo che vedete lì a sinistra si chiama San Martino, Alessandro Manzoni lo menziona nel romanzo I Promessi Sposi. Poi da sinistra a destra vedete che c'è un po' di neve su quello piccolino che si chiama Monte Due Mani, davanti c'è il Monte Melma o Monte Albano, noi al semaforo andremo dritti. Poi vedete che sempre da sinistra a destra abbiamo il Resegone con la neve sopra, è una meraviglia, con i suoi 11 dentoni, 1875 metri, è il più alto fra tutti quelli che abbracciano Città di Lecco. Alla sinistra del Resegone davanti vedete che c'è un pizzetto, un cocuzzoletto, arriva a 1300 e quello è il Pizzo d'Erna sul Varigio. È comunque affascinante malgrado tutto quello che ci hanno costruito intorno. Beh, vi dicevo che stamattina l'Adda, e dall'altra parte, sull'altra riva, vedete che ci sono i cigni placidamente galleggianti, le casupole dei pescatori di Pescarini, così si può capire meglio, anzi sui tetti delle case si vede sullo sfondo anche un paio di campanili. Questo qua, noi poi usciamo alla prima destra.
la coppina grossa, quindi la coscienza cosa fa per mettersi a posto? Cambia, si fa un po' più di fatica, si fa un po' più di fatica. Adesso questa cartina è particolarissima, è la prima carta del lago di Como. L'hanno disegnata a memoria, andavano sopra, se lo ricordavano e poi lo disegnavano. Guardate com'è proporzionato, perché in effetti recuperare qua davanti è indifferente, la parte con rampicate sopra di parte nobile dove vedete c'è il campanile impostato, quello della cappella patrizia dove è sepolto. Mi fermo un momento prima di svelare l'arcano perché sicuramente non si può non notare sta roba qui davanti. Che cos'è? È un bel centro commerciale, si chiama centro commerciale Renzo Piano. Allora, Manzoni che si conosceva facevano giuramenti. vedete che qualcuno ha preso paura a scendere in cantina, in effetti ci sono le scale un po' irregolari, però vale la pena, perché guardate come sono tanto grandi, ma per forza Manzoni produceva